Ho cominciato la mia esperienza nel 70 e insomma avanti e indietro, 1, 2, 3 processi. Quanti carceri hai visitato? Beh, li ho visitati quasi tutti, per cui... E quanto tempo è stato ristretto? Sono stato ristretto quasi 20 mesi in 3 porzioni. E quindi sono stato a Peschiera, sono stato a Gaeta, sono stato a Forte Boccè. La mia obiezione di coscienza nasce come una metodologia della teoria della non violenza, insomma, che risale a Gandhi e a tanti altri testimoni che conosciamo. Ho sempre cercato di portare quelle che sono le mie ragioni, perché uno dei fondamenti della non violenza è quello proprio di cercare di capire anche attraverso un linguaggio che sia rispettoso, che quindi non sia il linguaggio stesso non violento, cercare di capire le ragioni dell'altro. E oggi il linguaggio corrente è intriso di violenza, o no? Sì, ecco, devo dire che se pensiamo al linguaggio dei giorni nostri e degli ultimi anni, e da questo punto di vista sono molto preoccupato. C'è un uso di un linguaggio violento nei mass media, eccetera, che però mi accorgo che ricade anche nella vita quotidiana, nelle scuole, il cosiddetto bullismo, quindi il senso del non rispetto di quelle che sono le tradizioni. Ecco, e questo è un segnale non buono per una convivenza civile, per la possibilità di costruire assieme soprattutto dei rapporti positivi tra le persone. È sotto gli occhi di tutti di come in questi ultimi anni, eccetera, una rappresentanza anche a livelli alti della nostra società non dia certo un esempio di un confronto attraverso il linguaggio, attraverso i comportamenti, che sia legato alla non violenza, inteso proprio come metodologia di convivenza. Sono passati 40 anni e allora si parlava della quasi impossibilità che il nostro esercito potesse entrare in azioni di guerra o in certe operazioni. Io sono andato contro una legge della Costituzione, quindi non una circolare, ma la legge che è la madre di tutte le leggi. Quindi sapevo che la mia obiezione di coscienza mi avrebbe portato per diversi mesi, anche anni, al carcere, però sapevo che prima o poi la Carta Costituzionale mi avrebbe dato la possibilità di migliorare alcune condizioni. Tanto è vero che il dicembre, questo non lo dimenticherò mai, il dicembre del 1972 veniva approvata la legge che dava la possibilità ai ragazzi di servire la patria, di difendere la patria in una maniera diversa da quella, diciamo, delle armi. A proposito di armi, lei ha spezzato il suo fucile, ma oggi bisogna spezzare ben altre armi. Io sì, ho spezzato il mio fucile, cioè l'ho reso praticamente inservibile. Beh, non l'ho neppure manco toccato. Però, se noi pensiamo quanti fucili dobbiamo spezzare oggi, e per fucili intendo soprattutto la violenza, per fucili intendo la sopraffazione, per fucili intendo tutti i problemi che sempre di più stanno venendo avanti. E badate che la violenza nella famiglia, la violenza all'interno delle istituzioni, eccetera, aumenta in maniera esponenziale. Quindi, se tutti assieme decidiamo di spezzare i nostri fucili, ma lo facciamo assieme, forse ce la possiamo fare.